abbiamo dolmen, abbiamo nuraghi, abbiamo dei percorsi storico, diciamo, culturali molto importanti per quanto riguarda il periodo romano. La torre di Schiaruggia, praticamente Porto Alabe, insomma è un territorio montano che si affaccia sul mare, signor Sindaco. La ringrazio per questa opportunità perché Tresuragues è veramente unica. È unica per le possibilità di sviluppo che stiamo cercando di portare avanti, sia per quanto riguarda il centro del paese e come vede oggi, e approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa bellissima manifestazione, le maschere che rappresentano sicuramente un punto fermo della nostra tradizione sarda. Per quanto riguarda poi la marina, devo dire che non solo Porto Alabe, ma posti incontaminati nel vero senso della parola, come il percorso delle Torri, Columbargia, Schiaruggia, Foghe. E devo aggiungere che con un finanziamento dei piani territoriali insieme all'Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru stiamo portando avanti un percorso che sicuramente è un percorso eccezionale, che va da Foghe e arriva alle sorgenti di Sant'Antioco di Scano Montiferru, dove lungo il fiume abbiamo grandi opportunità non solo di fare trekking e quindi un'attività fisica sana, ma di valorizzare quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Non ultimo la nostra cartiera sotto San Marco. A proposito, a San Marco il 1° settembre è la festa estiva del nostro santo, e dicevo la cartiera, che è una opera che risale a circa il 1600, e stiamo pensando appunto di rimettere, perlomeno di rimetterla in sicurezza e renderla fruibile e farla apprezzare Vorrei approfittare anche di del museo Casa di Riu, che è stato, grazie alla Regione Sardegna, è stato inserito in rete. Grazie agli operatori che ci lavorano, persone veramente competenti, dove c'è l'opportunità di valutare, di vedere, di conoscere vecchie tradizioni di Tresuragues. Manca Giovanni, assessore del comune di Tresuragues. Quindi la leggenda del tesoro di San Marco risale a parecchi anni fa. Si racconta che nel santuario si era trovato un tesoro che poi è stato esposto alla cittadinanza di Tresuragues. Le leggende raccontano di tanto periodo passato su queste strade. I nostri antenati hanno collaborato a portare avanti le tradizioni della festa di San Marco, una festa che riuniva tutta la popolazione di Tresuragues. Tutti gli immigrati che partivano per tutta l'Europa e anche per il Sud America avevano l'appuntamento fisso di rivedere i loro compaesani durante queste due feste che si svolgevano, la prima il 25 aprile e la seconda la prima domenica di settembre. Era un ritrovo dove tutti si ritrovavano, si ricordavano dei vecchi tempi, del passato e di tutta la storia. Quindi la processione si svolge dal santuario di San Marco
percorre la strada che porta da San Marco a Tresuragas fermandosi in 5 tappe. La leggenda inoltre racconta che durante il periodo della semina un agricoltore con il suo gioco di buoi non si era fermato al passaggio della processione e aveva continuato a mietere, a lavorare lungo i campi. E quindi la leggenda ricorda che San Marco, vedendo questa azione, ha immortalato il gioco dei buoi e l'agricoltore in un masso di pietre che tuttora noi le possiamo vedere lungo il percorso di San Marco. In compagnia di Tania, che è la presidente dell'Associazione Culturale San Giorgio Martiri di Tresuragas. È così, Tania? Sì, è così, sì. Mentre alla tua destra ci presenta il signore che è? Mario Fais, il consigliere dell'associazione. Hanno sfilato tantissime maschere etniche nel vostro paese. Diciamo che avete creato un qualcosa che ha armonizzato, avete fatto rivivere sia i locali che non le tradizioni popolari sarde nel vostro centro. Allora, l'idea è nata proprio dai nostri allievi. Nella scuola di ballo sardo abbiamo 34 bambini e loro sono molto appassionati alle maschere e quindi abbiamo voluto, noi del direttivo abbiamo voluto accontentarli e unire il tutto, sia i gruppi folk con le maschere tradizionali. Abbiamo 34 bambini, 35. Invece sul palco vedremo 24 bambini che poi li divideremo in 2 gruppi, i più grandetti e quelli un pochettino più piccoli. Avete diversi balli, tra cui uno dei più caratteristici del vostro territorio, quale potrebbe essere? Sul ballo d'urlo naturalmente. Poi facciamo sta danza locale e il Sommasso Dorrao, o ballito come lo chiamano. Sono balli che vedremo tra poco, insomma. Sì, esatto. Voglio aggiungere una cosa che abbiamo ripescato questi balli che stavano andando in via di estinzione veramente, perché morti quei 4 vecchi che sapevano ballare, qua era tutto finito. Questo lo voglio puntualizzare e grazie al coraggio di questi giovani l'hanno fatto rivivere. Viva i giovani che sanno ascoltare i più grandi. A volte. Volessi invitare praticamente le persone a visitare il tuo centro, cosa li faresti conoscere? Allora, la spiaggia principale di Tresuragas è Porto Alabe. Oltre a Porto Alabe esistono anche delle calette con torri aragonesi. Poi la cosa importante di Tresuragas è che le persone possono gustare una malvasia che è tipica locale, è un vino tipico locale.
E dopodiché ci sono le feste proprio che i tresnuraghesi amano di più. L'associazione culturale prende il nome dal santo patrono che si festeggia il 23 aprile, però è un'altra festa, un altro santo venerato per i tresnuraghesi è San Marco, che si festeggia sia il 24 e 25 aprile e sia la prima domenica di settembre. Accompagnati all'organetto da Antonio Mastio di Gavoi, a voi il gruppo folk di Tresnuraghes. Folk di Tresnuraghes per lo scambio che abbiamo fatto, che sono venuti loro a Solarussa e oggi siamo presenti noi a Tresnuraghes. Il mini gruppo folk in Paris Solarussa farà 3 balli con su ballo campidanesu girau a ballittu, sa danza e su balle sa domanda. Buon divertimento a tutti. Grazie Marco, e allora ammiriamo i giovani ballerini di Solarussa.
Mira de esos planetas siempre a mí. Assai stella s'accurso a tie.
che voi volete ringraziare le persone che vi hanno sostenuto, in particolare tutti i bambini e i ragazzi che con amore frequentano i vostri corsi e tutti i genitori che si sono impegnati in questi giorni, perché hanno fatto i dolci. Che buoni, mamma, questa sera ne abbiamo assaggiato davvero di speciali, quindi grazie a tutti i genitori. Grazie davvero di cuore a tutti, è sempre bello stare in vostra compagnia. Buonanotte, Ateros Amos, buona Sardegna a tutti. Bella pozzente in si stradone, sa gresia e sbardata, sa spandele da sin su e in ci dorra da pizzania.